La comunità ebraica e il cimitero. Un sentiero che risale il pendio che porta sopra una collina detta Cabalan. In mezzo a questo magnifico bosco il cimitero ebraico di Conegliano, un luogo sacro e storico, dietro ad ogni tomba una storia. Raccoglie circa 130 lapidi e raccoglie la storia di moltissime persone, in parte vittoriesi, perché Vittorio Veneto non aveva a quel tempo il cimitero e quindi venivano a seppellire qui a Conegliano, e attraverso anche i simboli che ci sono nelle varie lapidi riconosciamo le famiglie. Il Coneglian, che era la famiglia ebraica della città, aveva uno scoiattolo seduto su un cuscino che ne rappresenta appunto la famiglia. Ed oggi sono gli studenti della scuola professionale edile di Treviso a dare una mano pulendo con spazzolini e stracci le lapidi. 22 ragazzi di seconda, 3 giorni di lavoro. Stiamo pulendo le lapidi e cercare di rendere più visibile possibile i particolari sulle lapidi e mostrare anche alle persone che vengono a visitare questo posto il significato di un posto così. Noi ci proviamo a pulire, però è difficile pulire perché dopo un paio di anni che non si pulisce la roba, diciamo, va sempre più difficile pulire. È un po'... Cosa usate? Spazzolini, spugne e uno spruzzino per spruzzare l'acqua. Mi piace pulire le tombe per far vedere alla gente quello che c'è scritto e far vedere un posto migliore. Con loro un professore, un tutor che controlla il lavoro degli studenti. Questo per loro è un po' una palestra, un campo, per noi è invece un'ottima occasione per riportare la pietra ad essere ancora viva e ancora che parli del suo passato. È stato inoltre pubblicato un libro che racchiude la storia di questo cimitero.